Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, ragazzi, ultima gara, ultimo round del campionato mondiale di carte che ormai è già vinto, quindi sarà una passeggiata di salute, ce la godiamo e vaffanculo. Ho aumentato il volume del motore perché mi avete chiesto un motore che cioè, sentire un po' di più il rombo delle automobili di kart, spero però che sentite la mia voce, se non la sentite, so cazzi. Vai! Vai ragazzi, Gran Premio in Irlanda siamo e andiamo a chiudere alla grande questo mondiale. Mai fatta sta gara. Vai Fioi. Guarda che bella qua in Ireland. Intanto mentre sto giocando qua a Project Car ho il portatile a fianco che mi sta scaricando tutte le facce, le robe di Football Manager. Perché giocare dal portatile a Football Manager è la cosa più bella in assoluto, ragazzi. Mamma mia. Si vede che abbiamo già vinto il titolo, siamo un po' distratti. Solo che per parlare devo gridare un po' di più, quindi spero che mi si senta comunque. Mi piace sta gara in Irlanda, bella proprio. Esteticamente parlo proprio, mi sta massacrando qua il nostro amico. Oddio. Primo giro completato. È stata una stagione meravigliosa, questa seconda stagione su Project Car. Purtroppo ho fallito delle gare, dei titoli che potevo vincere, soprattutto il Pagani Zonda di Monza, veramente. Primo per 4 giri su 5, perdo all'ultimo, cioè. Veramente una cosa un po' tragica, se così si può dire. Il primo se ne sta andando. Molto bene Come, dai, anche il secondo posto va più che bene, tanto. Non è un problema. L'importante è finire bene la stagione. Come potete vedere sto tornando a fare i video con regolarità, 2 video al giorno. Mi è tornata veramente la voglia di giocare, dovrei ricominciare anche in live, però no, purtroppo quando registro è sempre tardi, ho poco tempo durante il giorno e quindi i live non posso certo farli di notte. Un buon secondo posto comunque. Va bene così. Buono, buono, si vede che il Kuma è proprio rilassatissimo. Guarda che bello il Kuma, ciao Kuma. Ok, continua. 12 punticini che spola. 106. Ho proprio massacrato il piccolo Bradbury. È proprio un bimbetto Bradbury. Vediamo se riusciamo a vincere gara 2. Grande partenza di Veneziano, ragazzi. Fantastic job. Ora sto qua è veramente tosto però, eh. Stavolta non mi scappi però, porco. First class, first class. Buono Kuma. Il Comandone vuole vincere gara 2 e portare a casa un altro successo in questa carriera. Mamma mia. Occhio. Vai Kuma, pompa Kuma, po. Go. Guarda che belle qua le gomme con la bandiera dell'Irlanda praticamente. O comunque con i colori irlandesi. Me ne sono accorto adesso, bene Kuma, bravo. The best Kuma in the world proprio. Beh, ho perso anche mi sembra la California là, per pochissimo, cioè ho perso almeno 3 trofei, eccola là. Fanculo. Ho perso almeno 3 trofei, incredibili. Ah, perdo anche il primo posto qua. È un Kuma che sta un po' sonnecchiando. Certo che basta neanche un errore, mezzo errore basta, eh.
Dopo la cosa dura è prenderle. Soprattutto carte che una volta che hai un vantaggio è difficile recuperarlo. Dai, proviamoci. Comunque le bandiere italiane stanno sventolando qui in Irlanda. Perché è bello vedere un pilota così. Finalmente un pilota italiano ai vertici. Ok. 2 giri e poi sarà solo champagne. Dai che veneziano è a pochi chilometri. Brutto questo errore. Attenzione, il kart si è proprio impallato, incredibile. Incredibile. Cioè, il commendatore sta già pensando alla figa di fine gara, cioè, ma no, il quinto posto. Solo il Cume può fare queste stronzate. Vabbè, sono poco concentrato, dai. Adesso dobbiamo tornare subito sul pezzo, per le prossime gare, però adesso può anche starci. Il Cume prova a superare Andrew Bradbury, comunque il crollo di Bradbury, ragazzi, il crollo di Bradbury. Mamma mia, quanti errori oggi. Dai, andiamo a vincere. Cioè, andiamo a vincere il mondiale. Dai, Cume, primo mondiale, primo campionato del mondo vinto, ragazzi. Campionato kart. Ecco, muro pieno. Lasciamo a Bradbury la sensazione di passarmi e vabbè. Yes! Campioni del mondo. Campioni del mondo. Continua. Oh, doppio giro record anche ho fatto. Vaffanculo. Ah, tu hai vinto il tuo primo campionato? Ok, perfetto. No! E come, il commenda piange, ragazzi, è sul podio, sta piangendo, ragazzi, un pianto disperato di veneziano. Il primo commento del Cume per la vittoria. Sono molto contento, adesso voglio solo godermi le zoccolone che mi hanno promesso il team dopo la vittoria. Yes! Kart One Champion. Quanto godo, arriva la prima vittoria al secondo anno. Oh yes. Ok, allora, vediamo un attimo. Non mollare, c'è ancora punti da conquistare. Vabbè, ciao. No, veramente non ho ricevuto offerte. A me i soldi. Ok, campione carte. Tutti contenti, le zoccolone mi vogliono. Siamo... Che mese siamo? Siamo a settembre, British Track Challenger. Ok. Che bello. Round 1 di 2. Allora, vediamo un attimo, Beppe, vediamo un attimo. Qualifiche 3 giri. Ok, va bene. Teniamo così. Prove libere. Perfetto, raga, ci becchiamo. Ragazzi, Incazzato nero. Non sono riuscito a fare un giro pulito. Potevo arrivare tranquillamente tra i primi 5. Sempre andavo a sbagliare. Lasciamo perdere, perché ti guardi non ha penalità per niente. Siamo ultimi in griglia. Hanno potenzialità di vincerla questa gara. Non c'ho parole. Abbiamo 3 giri per fare la remontata. Possiamo farcela. Vai, ragazzi. Guarda queste macchine che fighe che sono. Queste monoposto. Guarda il casino, siamo in 25, ragazzi, non siamo in pochi, Dobbiamo rimontare. Incredibile, ho fatto delle qualificazioni veramente, veramente brutte. Dai, stiamo recuperando. Comunque ho capito che quello che conta sono i titoli mondiali, Questi sono importanti, si danno prestigio, ti fanno
ti danno la possibilità di andare ai campionati importanti, però io voglio tutti i titoli mondiali. Siamo 12esimi, siamo anche fuori dalla zona punti, ma d'altronde con questa qualificazione non potevamo certo sperare di arrivare a podio. Veramente un peccato comunque. La sfortuna comendiana è tornata. Ho recuperato anche molte posizioni, ma a questo livello di difficoltà devi qualificarti bene, non c'è niente da fare. Io purtroppo, come sapete, non riavvio, quindi se la qualificava male, cazzi miei, cioè. In prove libere sono arrivato nono, mi sembra, ero tranquillo infatti. Però in qualifica non mi ha eliminato, ho fatto 3 giri, tutti e 3 fuori, e quindi mi hanno annullato, poi fuori. Per un attimo ho messo le ruote fuori e ciao. Vai Come. Il Come si inserisce molto bene. Qua ha un po' rischiato. No. Ma vaffanculo però. E vabbè, ciao. Mi buttano anche fuori. Ma ancora! Il campione del mondo dei kart sta soffrendo e va a sbagliare. Niente, gara da dimenticare questa. Gara da dimenticare per il talentissimo. Niente, non riesco neanche ad andare a punti purtroppo. Vabbè, adesso si vede che ci sono ancora i bagordi della festa per il titolo mondiale kart. Ci può stare, Beppe, ci può stare. Guarda, mi butta fuori anche sto stronzo. Guarda, ho caro che sei uscito, merdaccia. Sono superato da... Mamma mia, anche da Bogo, ragazzi. Anche Bogo mi supera. Niente, alla fine ha fatto una gara veramente, veramente brutta. 14esimo posto, fuori da tutto. Vabbè, fanculo. Io sono campione kart, merdaccia. Ok. 0 punti, chiaramente. Disastro comendiano. Vediamo la prossima gara quale sarà. E non abbia funzionato, ma chi se ne frega? No. Ok, siamo sempre a settembre, British Wrecking, nel prossimo video ci spariamo l'ultima round di questo e poi andremo, penso a fine stagione, non so quanti inviti ho ancora e speriamo il prossimo anno invece di avere un'opportunità di fare un campionato più difficile. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!